Buongiorno a tutti amici, oggi è sabato, bentornati a Biazantes, come sempre in compagnia di Bruno Lombardi. Buongiorno Bruno. Buongiorno a te. Buongiorno, buon sabato. Grazie. Allora, la Pasqua si avvicina a grandi passi, abbiamo appena terminato il Carnevale e siamo già in piena Quaresima. Da qui a 4 settimane ci occuperemo appunto di Pasqua, le sue tradizioni, tutto quello che riguarda la Pasqua, soprattutto qua in Sardegna. Partiamo oggi con il parlare del primo grosso appuntamento pasquale, che è la Domenica delle Palme. Allora. È vero, Graziano. Abbiamo appunto preferito fare questa quadrilogia, come abbiamo fatto per la quadrilogia del Natale, no? Con delle puntate dedicate, quindi entrare un po' in questo aspetto, in questo ambito della simbologia legata di tutto ciò che riguarda sia l'aspetto liturgico, ma soprattutto quello paraliturgico. È vero anche, dobbiamo dire appunto ai nostri amici a casa, che noi tratteremo la settimana principale e definitiva che riguarda appunto la passione del nostro Signore, e quindi dalla Domenica delle Palme fino a Pasqua, ma in realtà già dalla Quaresima c'è tutta una serie di condizioni in Sardegna, in varie località, che alimentano quello che è l'ambito paraliturgico, anche liturgico se vogliamo, ma soprattutto paraliturgico, nell'ambito anche della lingua sarda, sia per quanto riguarda le prediche anche in lingua sarda. Viene da citare per esempio Nulvi, per esempio, no? Per un settenario così interessante, quindi prima della settimana santa vera e propria se vogliamo, ma anche quelli che sono dei canti. Già in questo periodo, per esempio a Castelsardo, ma anche in altre località, si sta già cantando a concordo, a 4 voci, in tutte quelle che sono gli avvicendamenti, no? Delle giornate dedicate, quindi dalla Quaresima in poi. Ma potrei citare anche Rosei, per esempio. Quindi noi ovviamente dedicheremo per motivi di tempo questo aspetto. Andiamo alla Domenica delle Palme, una Domenica delle Palme così importante in tutta la Sardegna, quindi l'ingresso di Nostro Signore a Gerusalemme, no? Quindi così salutato, no? E quindi si segue il racconto ovviamente dei Vangeli stessi. In questo caso ci sono delle località che hanno delle particolarità, se vogliamo, che sono appunto relative alla presenza delle confraternite, quindi le confraternite laicali, quindi di queste persone, uomini e donne, che si prendono l'incarico di accompagnare anche la comunità, oltre che coadiuvare ovviamente il sacerdote, in quelle che sono tutte quelle espressioni liturgiche e paraliturgiche. Ad esempio, non so, a Bonnannaro in questa giornata di solito viene fatto anche il Te Deum nel percorso che va dalla chiesa di Santa Croce, dalla piccola chiesa verso la chiesa di San Giorgio, che è la parrocchiale, nel percorso processionale, e poi animare ovviamente tutto quello che è l'ordinarium misse, ovviamente a 4 voci, quindi in una tradizione che non si è mai interrotta, ma questo avviene poi anche in tante altre località. Anche per esempio voglio ricordare Rosei con il Gostos dessa Sprammas, o comunque il Gostos dessa Dominica e Bramma, no? Che prima insomma della riforma del concilio si utilizzava cantare anche nel momento in cui si arrivava all'ingresso in chiesa, il sacerdote con la croce, no? Processionale batteva quei famosi 3 colpi, no? Per aprire, e quello poi ovviamente noi sappiamo dal Concilio Vaticano II che alcuni di questi elementi paraliturgici, diciamo così, sono stati praticamente eliminati. In alcuni casi ancora oggi in Sardegna vengono fatti. Quello è un canto molto interessante, che è un canto confraternale, quindi c'è tutta una tradizione anche in lingua sarda. Poco fa abbiamo detto il Te Deum, che è un canto di ringraziamento, lo riconosciamo, lo diciamo ancora una volta, non è solo un canto che si fa alla fine dell'anno, no? Insomma, si può fare anche in altri momenti, forse l'abbiamo già detto in una puntata questo, come per esempio anche l'elezione dei priori di una confraternita, è un canto di ringraziamento. Quindi vediamo l'aspetto della lingua latina e della lingua sarda che ancora continuano grazie al mantenimento di questo patrimonio canoro antico. Già nel 600 abbiamo documentazioni, ma questo praticamente si può dire per tutta la Sardegna. Anzi, dopo la soppressione degli ordini religiosi dal 1868 in poi, quando quindi ormai c'è stata questa grande rivoluzione, chiamiamola così, religiosa, no? Delle leggi, ovviamente dalla legge Rattazzi se non ricordo male, molte cose sono sparite. Invece è importante che i nostri amici a casa sappiano che oggi possono andare a ritrovare un aspetto che va dalla preghiera alla propria identità, quindi anche dalla lingua sarda, contestualizzata. Non dimentichiamo anche Santo Bussurgio, per esempio, ma potremmo citarne tanti
dove ancora oggi l'espressione della comunità attraverso la preghiera e i riti della Settimana Santa, dalla Domenica delle Palme si fa veramente più intenso e poi entrerà in quello che è una settimana di sofferenza, di meditazione, no? E quindi di ricordo in questo aspetto. Ecco, quindi diciamo che da qui a questa quadrilogia riguarderà 4 settimane dove avremo appunto la possibilità di volta in volta di approfondire tutti i passaggi dei riti della Settimana Santa. Certo. Bene, chiudiamo questa piacevolissima chiacchierata mandando in onda un filmato, una sorta, un audio. Ecco, è un audio con una sorta di, possiamo definirla una preghiera, un canto. Beh sì, è un Te Deum in latino della Confraria di Santa Ruga a Concordo, a Concordo, che io stesso ho visto, insomma ho registrato, quindi sono tutti brani che fanno parte del mio archivio, delle mie ricerche sul campo, ed è importante e interessante perché ricorda che da quel momento di bellezza, di gioia, no, di Gesù, poi si entrare in un momento di penitenza che è segnata, questo lo diciamo per chiudere, dai confratelli che non portano il cappuccio in questa giornata, così come non lo porteranno a Pasqua, e poi ovviamente il cappuccio non si porterà in tutti gli altri momenti dell'anno, no, liturgici e paraliturgici, ma si porterà durante tutta la settimana Santa, dal lunedì al sabato santo. Perfetto. Bene, allora non mi resta che augurarvi un buon weekend, naturalmente restate con noi, continuate a seguirci su www.teleg.tv, quindi anche chi non avesse la possibilità di seguire la nostra puntata così in diretta può sempre andarsela a rivedere attraverso la nostra pagina Facebook oppure addirittura direttamente dal nostro sito internet. Bruno, ci vediamo sabato prossimo. Perfetto. Perché parleremo della Settimana Santa che va dal lunedì al giovedì santo, sì. Perfetto, allora appuntamento a sabato prossimo, vi lasciamo con questo audio di preghiera. Grazie a tutti.